Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi di Vittorio Veneto per quello che ormai è un appuntamento tradizionale e quindi sto parlando di Se cantassimo il Natale. Da qualche anno insieme e grazie ad ASAC Veneto, la consulta di Treviso di ASAC, realizziamo questo concerto virtuale. Alcuni cori del nostro territorio gli scorsi giorni ci hanno fornito dei video con dei brani che hanno eseguito in occasione soprattutto dei concerti natalizi, e noi li mettiamo insieme, li riuniamo e li proponiamo a voi telespettatori. Per la verità i brani hanno già fatto la parte del leone sui nostri profili e sui nostri canali social nel corso appunto delle festività natalizie, ma quest'oggi, in occasione dell'Epifania e quindi della chiusura anche così del periodo natalizio, vogliamo riproporveli tutti insieme in una serata che si preannuncia interessante. Ma come al solito ho qui in studio il piacere di avere Sabrina Carraro, consigliere ASAC della Consulta di Treviso, che ringrazio e saluto ancora una volta. Ciao Federico e buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Ovviamente noi siamo in onda appunto nel giorno dell'Epifania, ma vi proporremo la registrazione anche nei prossimi giorni, e questa è un po' l'occasione anche per parlare di coralità, per parlare dei cori, per dare anche qualche numero così del nostro territorio e insomma per capire anche come stanno i cori del nostro territorio. Quindi io partirei subito chiedendo a Sabrina di farci un po' un punto, un bilancio, come è stato il 2024 per la coralità del nostro territorio. Sì, quindi direi Federico che il 2024 è stato veramente l'anno della ripresa, perché in realtà da quando c'è stato il Covid i cori hanno avuto insomma vita difficile, e forse alcuni, anzi senza forse, alcuni sicuramente l'hanno ancora. Il problema del Covid ovviamente, tralasciando il problema sanitario che era una cosa mondiale, come ben sappiamo, ci ha costretto tutti a fermarci, e forse questo ha provocato in tanti di noi il fatto di trovarsi bene a casa senza fare nulla. In poltrona. In poltrona, esatto, e senza avere impegni, senza avere responsabilità. E questa cosa si è sicuramente rivelata una cosa negativa anche per quanto riguarda i cori. Abbiamo purtroppo avuto diversi cori che si sono dovuti proprio definitivamente fermare, e ci sono voluti 3-4 anni appunto per riprendere un po' la vita normale corale. Dunque l'anno scorso noi in Consulta di Treviso avevamo 37 cori iscritti come Consulta di Treviso, non come ASAC regionale, però sono molti altri i cori che fanno la loro programmazione, e quindi speriamo insomma che le cose continuino ad andare così e si veda la luce, insomma, ecco. Senz'altro il 2024 è stato un anno comunque in cui la ripresa dei concerti e la ripresa, diciamo, delle esibizioni dei cori, insomma, è stata molto più presente, molto più numericamente anche significativa, possiamo dire, grazie, no? sì, esatto. Anche perché io l'ho visto anche in prima persona, anche il periodo natalizio, mentre nel Natale 2023 ancora insomma c'era un po' di frenata, ho visto che insomma l'avvento diciamo del 2024 c'è stata veramente un'esplosione di concerti, di proposte anche che si sovrapponevano magari appunto una con l'altra, segno e segnale che insomma c'è stata effettivamente sia la ripartenza sia la voglia insomma di tornare proprio a una normalità, anzi forse mi permetto di dire
dire che c'è un ulteriore slancio dopo il periodo appunto di chiusura. Io ho visto un clima bello effervescente, ecco, non so se Sabrina è d'accordo con me. Sì, sì, senz'altro appunto ci sono voluti degli anni, ma questo senz'altro si sta vedendo e si sta vedendo anche e soprattutto attraverso, non so, i cori di voci bianche, i cori giovanili, e questa è una cosa che fa ben sperare, diciamo, ecco. E quindi soprattutto come ASAC cerchiamo di sostenere queste realtà, tutte quante in definitiva, ma insomma promuovere la coralità giovanile, la coralità delle voci bianche è importantissimo, perché è lì il futuro non solo del mondo, diciamo, ma anche della coralità, come in tutte le cose. Magari dopo ci torniamo sull'importanza di creare anche una cultura musicale, una cultura corale proprio sin dalle giovani generazioni, per far sì che poi si possano trovare componenti per le compagini corali magari un po' più strutturate, un po' più in là con gli anni, ecco. Però direi, Sabrina, se sei d'accordo, che potremmo lasciare spazio ad un primo blocco di musica, i primi brani di questo Se cantassimo il Natale 2024-2025. Certo, certo Federico, hai ragione. È proprio da un coro di voci bianche io partirei. Il coro è il coro Magiche Note, diretto dalla maestra Elisa Gastaldon, che fa parte anche del consiglio direttivo di ASAC e che saluto, doveva essere qua oggi ma non ha potuto essere qui con noi. Ascolteremo The Lord Bless You and Keep You, che è un brano di John Rutter. E in questo brano queste meravigliose voci bianche ci augurano che il Signore ci protegga e ci benedica, e soprattutto che faccia risplendere sempre su di noi la sua benevolenza. The Lord bless you and keep you. Questo sarà il primo brano. Il secondo brano? Il secondo brano invece sarà di un coro femminile, e il coro è di Resana ed è il coro Chiara Genziana, diretto dalla maestra Maria Campagnaro, e ascolteremo un brano che ormai fa parte del nostro Natale, anche se di origine ucraina, ed è Carol of the Bells. Poi ascolteremo la corale femminile vittoriese, diretta da Patrizia Tomasi, e ascolteremo un brano di un autore friulano, Marco Maiero. Il titolo del brano è Silenzio di neve, un brano poetico, intenso e molto commovente, che evoca proprio il momento del Natale. Finiremo poi col coro giovanile femminile Pipes of Peace di Giavera del Montello, che ci faranno ascoltare un brano tratto dalla colonna sonora del film che racconta la tregua del Natale del 1914 tra i due eserciti nemici, italiano e austro-ungarico. Andiamo a sentire questi brani.
Se cantassimo il Natale, i brani che abbiamo raccolto nel corso del periodo di Natale 2024 e che in questo principio di 2025 vi proponiamo con questo concerto virtuale che va a riunire alcuni dei cori del territorio. Abbiamo potuto apprezzare questi primi brani, siamo sempre qui in studio in compagnia di Sabrina Carraro, consigliere ASAC della Consulta di Treviso. Abbiamo parlato prima, abbiamo sentito anche un coro di voci bianche, quindi tornerei sull'importanza appunto di trasmettere la bellezza del cantare in coro sin dalle giovani, dalle giovanissime generazioni. In provincia, in regione abbiamo tanti bei cori di voci bianche per poi così essere un po' la fucina degli altri cori, giusto Sabrina? Sì, certamente. Allora, cantare in un coro di voci bianche è una cosa importantissima sia dal punto di vista sociale, secondo me, non solo musicale, intanto perché si impara a stare insieme, si impara a seguire certe regole e si impara ad ascoltare. Che non è una cosa proprio così scontata nei nostri giorni, ecco. Noi siamo forse una società estremamente visiva, nel senso che il senso che maggiormente viene solleticato anche dal punto di vista dei social e tutto è la vista. Siamo meno abituati ad ascoltare anche perché ascoltiamo quello che ci viene, tra virgolette, un po' propinato, quindi sono altri che decidono cosa ascoltiamo. Invece in coro dobbiamo imparare ad ascoltare tutti quanti, perché per andare insieme, per cantare insieme, per amalgamare le voci, per seguire tutti quanti una stessa direzione, questa è una cosa importantissima, ascoltare. E quindi questi bambini che sono veramente un foglio bianco, sul quale noi adulti abbiamo la grande responsabilità di scrivere delle cose giuste e corrette, e insegnare loro cos'è l'ascolto è una grande opportunità, anche perché dopo in realtà, non so se lo sai, ma non esiste in realtà qualcuno di stonato, tranne che non abbia problemi, diciamo, fisici, ma in realtà tutte le persone, o insomma la maggior parte delle persone stonate sono recuperabili, diciamo così. Bisogna allenarle, immagino. Esatto, no? Bisogna allenare prima di tutto l'orecchio. Ecco, che è quello che stavo dicendo prima. Il coro di voci bianche, come i cori giovanili, sono veramente importanti. Ad essi ASAC rivolge un occhio particolare, ma in realtà tutte le associazioni corali italiane, diciamo, quindi ci sono varie masterclass, vari momenti di studio di preparazione appositamente per i direttori di cori giovanili e di cori di voci bianche, perché appunto ci rendiamo conto che le basi sono lì, come nelle basi della nostra società sono i nostri bambini, il futuro è in loro e nei giovani, anche per la coralità, scusate, questo è importante. Quindi anche i cori di adulti, anche i cori polifonici, popolari, non ha importanza in realtà il genere che viene cantato, ma devono essere lungimiranti e guardare a questo, quindi incoraggiare le giovani leve. Sì, questo è in realtà la cosa importante. E quindi speriamo, insomma, che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, si possa così andare ad aumentare anche il numero dei bambini che tra le 1000 attività che al giorno d'oggi vanno a fare, sportive, eccetera, eccetera, possano anche intraprendere un percorso all'interno di un coro. Perché no? Insomma, questo magari è l'auspicio per questo 2025. Prima di andare a sentire i prossimi brani, ti chiederei, Sabrina, di raccontarci un po' quelli che sono i progetti di cui così si occupa ASAC nel corso dell'anno.
Beh, la finalità di ASAC è nel suo acronimo. ASAC sta per Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali. Ecco, la parola importante è sviluppo. E come dicevo prima, appunto, ASAC guarda a 360 gradi il mondo corale, quindi i suoi interventi sono rivolti non solo a un discorso di fornire dei momenti in cui cantare, ma anche e soprattutto indirizza le proprie forze per la formazione di di direttori di coro e cantori. Quindi abbiamo diverse opportunità che ASAC propone e che vanno dal corso, diciamo, per la prima alfabetizzazione dei coristi ai corsi di specializzazione per direttori, sia appunto, come dicevo prima, non solo per tipo di voci che i direttori stessi trattano, ma anche appunto sulla vocalità in generale oppure sui repertori. Quindi questo è importantissimo, perché credo che sì, bisogna formare i coristi, ma bisogna soprattutto che ci siano direttori formati, perché questo dà una marcia in più ai cori, perché oltre ad essere cori che sanno interpretare in maniera corretta il sentimento, quindi la parte, diciamo, emotiva di un brano, sono cori che sanno interpretare anche dal punto di vista tecnico, vocale, musicale bene il brano che stanno eseguendo, e questa è una cosa importantissima. È come un po', non so, un bambino di prima elementare, poi gli facciamo leggere la Divina Commedia. Certo, magari legge anche bene, ma non capisce esattamente. Ecco, questo è come quello che un po' succede quando un coro si canta, ma non riesce magari a trasmettere completamente tutto quanto quello che sta nel brano in che sta eseguendo al pubblico. E quindi voi fornite gli strumenti, diciamo, per Esatto, così essere dei facilitatori, ecco, esatto, da questo esatto. punto di vista. Cara Sabrina, direi di andare con gli altri brani di Se cantassimo il Natale di questa edizione. Certamente, allora cominciamo questo secondo blocco di questa serata corale e ritroviamo il coro femminile Chiara Genziana di Resana, che questa volta ci presenta una lauda spirituale del 1500, dirette da Maria Campagnaro. Ascoltiamo il coro femminile Chiara Genziana in La notte di Natale. Poi ascolteremo il coro Magiche Note, al pianoforte Alberto Girardi, sempre alla direzione di Elisa Gastaldon. In questo caso il brano è un brano del maestro Manolo Darold, e su un testo di Gianni Rodari, e la poesia di Rodari che appunto presta le parole a questo brano è La luna di Kiev. Vorrei, se mi permetti, citare una parte di questa poesia, perché dice: chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ecco, ci sono dei messaggi veramente importanti che sottengono ai brani che i nostri cori presentano, e soffermarci anche sulle parole oltre che sulla musica è una cosa importante. Poi ascolteremo le voci d'altro canto, un gruppo vocale femminile di Vittorio Veneto che ho la fortuna di dirigere. Il brano è di Erike Vuitacre e è The Sea Lullaby. Anche in questo caso si tratta di una poesia tratta dal libro della giungla di Kipling. E in questo caso, come prima si parlava della luna, in questo caso si parla di una mamma foca e del suo giovane figliolo, quindi sempre la natura che ci fa da compagna. E viene raccontato un sentimento universale che in realtà è in tutte le mamme, che è quello di accompagnare i propri figli fin dalla nascita, insomma, dai primi respiri.
Terminiamo con un bellissimo brano, un'elaborazione un po' particolare che ci viene presentata dagli Sconcertati, che è Jingle Minor. L'originale la conosciamo tutti perché ormai è un canto mondialmente diffuso, Jingle Bells, però nella versione di Ludovico Dodo Versino è presentata con con un sapore diverso, perché l'ascolterete. Quel sapore è dato dal modo, di solito la conosciamo come un modo maggiore, Jingle Bells, qua invece ci viene presentata in modo minore, quindi più misterioso quale. L'atmosfera quasi sembra più da Halloween che da Natale. Vediamo fra le note apparire il Grinch, se sapete che cos'è, ma il finale è Jingle Bells, gli Sconcertati. E quindi andiamo ad ascoltarli. Mondo
E con gli sconcertati si conclude questo secondo ed ultimo blocco di brani di Se cantassimo il Natale, questo concerto virtuale che abbiamo voluto realizzare anche quest'anno grazie all'unione dei brani che ci sono stati forniti da alcuni cori del territorio. In chiusura di questo appuntamento speciale chiedo ancora una volta a Sabrina Carraro così quello che vuole essere l'augurio ai cori del nostro territorio da parte di ASAC in questo caso. Beh, senz'altro intanto permettimi di fare gli auguri, anche se ormai la giornata è passata, di una serena epifania e a tutti quanti coloro che siamo riusciti a raggiungere grazie alla tenda TV, perché ci hai messo a disposizione un pubblico mica da poco, caro Federico. Quello che auguro ai cori è di continuare a cantare in armonia. Sì, non solo di voci, ma anche di cuori, perché secondo me è veramente indispensabile e che questa armonia di cuori venga veramente fatta sentire anche al di fuori, anche al pubblico, anche a chi ascolta. Ai cori di ASAC auguro di essere sempre attivi, di qualsiasi coro ovviamente si tratti, perché cantare è veramente dare voce ai nostri sentimenti e alle nostre sensazioni più profonde, più intime.
In realtà auguro anche a tutti i cori, anche a quelli che non sono presenti in questa edizione, di esserci nella prossima edizione del 2024, 2025, scusa, 2026, penso ormai 2026, mamma Ormai. mia. Sì, qui con te sulla rete della Tenda TV, perché proprio ci teniamo a cercare di raggiungere più persone possibili. Quindi grazie veramente a te Federico di essere così disponibile, grazie alla Tenda TV, grazie a tutti i cori che anche quest'anno hanno deciso di essere presenti mandandoci i loro brani eccetera, e con l'auspicio che il 2025 sia appunto un anno di armonia corale e di cuore. Grazie Sabrina, lo ricordo, grazie ad ASAC, e appunto mi unisco ai ringraziamenti così, a tutti i cori, a tutti i componenti, a tutti i coristi, a tutti i direttori, insomma, che hanno voluto prendere parte a questa iniziativa. Io diciamo, rimarcando e sottolineando quello che diceva Sabrina poc'anzi, posso dire che ogni qualvolta noi della Tenda TV trasmettiamo un concerto, trasmettiamo dei brani musicali eccetera, questi prodotti vengono sempre accolti con molto entusiasmo da parte del pubblico, anche appunto i brani che avete visto in questa puntata di Se cantassimo il Natale, che sono stati spalmati un po' sui nostri social nel corso appunto delle festività natalizie, hanno avuto molte visualizzazioni. Questo ovviamente ci fa piacere e ci esorta anche a continuare, insomma, anno dopo anno con questa iniziativa. Grazie ancora una volta a Sabrina Carraro, consigliere di ASAC della Consulta di Treviso, per essere stata anche qui nei nostri studi ormai come di consueto. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.